Per ragione di lavoro io posso fare il bagno tanto la mattina presto. La spiaggia a quell'ora è un po' come un teatro prima della rappresentazione. Io sono l'unico in platea e guardo i preparativi della grande messa in scena per quell'allegra commedia in 3 mesi che si chiama Villeggiatura. L'alzarsi del pavese sul pennone equivale all'alzarsi del sipario. Lo spettacolo ha inizio. Solo ora il mare comincia ad essere, come dire, più salubre. L'occhio vuole la sua parte, ed è proprio la parte dell'occhio che mi è negata. Perché sul più bello me ne devo andare. Il mio lavoro comincia alle 8 e finisce al tramonto. Col mio apparecchietto monomotore carico i villeggianti per piccoli voli. Per me la Versilia non è che una grande striscia bianca, verde e azzurra. La spiaggia una macchia brulicante. Puntando l'elica verso l'interno giunge fino a me il profumo dei pini. Poi il suono della campana del primo paesino sulla collina. Poi il barbaglio più accecante di quello del mare, riflesso dal lago di Massaciuccoli, il lago di Puccini. Quello è Mommio. Io l'ho sempre visto dall'alto, ma chi c'è stato dice che sembra un vero paese di montagna. C'è tutto. Le case accavallate, gli acciottolati in salita consumati dai muli, calzoni di fustagno e scarpe chiodate. E dire che se apri una finestra e guardi in basso oltre la distesa dei tegoli color borraccina, puoi quasi vedere i villeggianti in sandali e calzoncini e il filo di ombrelloni multicolori che unisce come in una collana i paesi marini della Versilia. Da Forte dei Marmi a Marina di Pietrasanta, dal Lido di Camaiore a Viareggio. Punto su Viareggio, ci giro sopra, poi atterro. Il viaggio è durato poco più di un quarto d'ora. Io sono nato qui a Viareggio, ma il bagno non lo faccio mai, tranne che di sudore. Guido un piccolo pullman dal mare alle vicine Alpi Apuane e ritorno, ogni giorno da più di 3 anni, ma non c'è modo che il percorso mi venga a noia. Lasciato il litorale a Forte dei Marmi, il paesaggio cambia. È come per una mosca a spasso su una bandiera, che dal bianco fastidioso si ritrova all'improvviso nel verde. A Serravezza il mare l'hai cancellato perfino dal ricordo. Mio divertimento è scommettere con me stesso sul verificarsi di certi avvenimenti, e vinco quasi sempre. I bovi del Nannucci devono passare le 10, e infatti passano. Ci devono essere dei ragazzi a pescare broccioli nel torrente. E ci sono. Se me ne dovessi dimenticare, capirei che giovedì, solo vedendo scendere a Ponte Stazzemese la sorella del prete, o salire il venditore ambulante, e la figlia del fabbro delle Molina che è venuta a comprare chiodi. Mi piace questo abbinare, secondo le ore e le stagioni, all'immobilità sempre uguale dei luoghi, lo scorrere altrettanto uguale della vita.
Stazzema è l'ultima stazione del percorso e ci fermiamo 3/4 d'ora. Il tempo cioè di vincere un'altra serie di scommesse. Il solito pretino torna dalla visita alla diocesi. La figlia del fattore rientra dalla colonia. I soliti turisti che vanno a visitare la chiesa del Trecento, che scrivono le solite cartoline con la frase spiritosa, che mi vengono a chiedere dov'è il lago Isola Santa e io glielo dico e gli mostro dove devono salire per vederlo da lontano. Così è tutti i giorni, sempre. Fra la collina e il mare siamo in parecchi noi fotografi che ci consumiamo le piante dei piedi a furia di camminare sull'arena. Con poca spesa, signore, potete portarvi a casa un attimo di questi giorni felici. Noi vi aiutiamo a ricordarli meglio. Do la maglia al vostro bambino, potrete rivederlo nudo a guazzare nell'acqua. E rivedrete voi distese al sole. Noi rendiamo eterne le più fragili delle costruzioni, immortali le dolci idiozie che il mare per vergogna cancella. Mattina è la mia ora preferita. Durante e dopo il bagno tutti sono spontaneamente in posa, ogni gesto, ogni atteggiamento è naturale, invitante. Questa è l'ora in cui i bagnanti si sentono pienamente felici e meglio disposti. Chi sotto la doccia si sente più bello, più forte, più sano e quindi nelle condizioni ideali per essere fotografato? Poi, a poco, la spiaggia si spopola. I gong delle pensioni chiamano al cacciucco e al fritto misto. Anche gli ombrelloni sembrano ciondolare dalla fame. E le barche sulla darsena cullano la siesta dei pescatori. Questo è il mio regno verde, la Pineta. Qui sotto si svolge il secondo atto della commedia. Ha per protagonisti i bambini e per comprimari le balie, i vecchi, gli sportivi, gli innamorati. Comincia alle 3. A quell'ora parte il primo treno dal paese dello svago. Coincidenza per l'allegria. Terminale la salute. La Pineta è una specie di altro mare parallelo a quello vero, dove si nuota nell'ossigeno e nell'ombra, dove i bambini recuperano le energie disperse alla calura della spiaggia e dove gli aghi secchi dei pini fanno per terra un tappeto su cui è bello cavalcare. Ho fatto un bagnetto anch'io, ma la macchina già mi aspetta con gli chassis ben carichi. Io mi sposto dove la vita balneare si sposta, secondo orari precisi che nessuno ha stabilito, ma che tutti rispettano. Le 6 è l'ora della gita in barca. Chi preferisce quelle da diporto, chi quelle da pesca, che puzzano un po', ma hanno l'aria più autentica e più eccitante. Le 7, l'ora della passeggiata, dello sfoggio dei calzoncini e delle camicette. Fino al largo giunge il brusio dei pettegolezzi, dei cosa facciamo stasera? Alle 7 la spiaggia smobilita. Pattini e barche vengono tratti a riva. Serviranno come sedili agli innamorati durante la notte.
Ad uno gli ombrelloni si chiudono. È l'ora del controluce. Alle 8 si aspetta la cena. Sulle terrazze degli alberghi, l'aperitivo, l'ultimo giro di canasta. Per chi parte e già sogna di tornare, la Versilia promette di accorciare la nostalgia. Fra solo 6 mesi, infatti, ora il venticello della sera prende d'infilata il litorale. Io sono già pronto per il lavoro della notte, negli innumerevoli clubs, nei ritrovi alla moda. Il tempo di provare il mio flash e al sole, in un attimo, si